Presentata agli imprenditori del Nuorese la piattaforma Sardigna e-commerce sosterrà le imprese sarde dell'agroalimentare e della piccola manifattura artigianale nell'affrontare i mercati in tutto il mondo. Iniziativa del nostro gruppo L'Unione Sarda. Sentiamo Graziano Canu. Per le imprese del territorio è uno strumento indispensabile e necessario, uno strumento di sopravvivenza, perché il mercato locale si sta sempre più restringendo, quindi è uno strumento per aggredire anche altri mercati. Bravi a produrre, un po' meno a proporsi sui mercati oltre regione. Nuoro accoglie positivamente la nascita della piattaforma Sardigna e-commerce, progetto del gruppo editoriale L'Unione Sarda, a supporto delle aziende che vogliono adattarsi al cambiamento di un mercato sempre più globale. Possiamo sintetizzare con c'è un mercato enorme che vi aspetta, diamo una mano alle imprese a raggiungerlo? Assolutamente sì, e il nostro gruppo vuole proprio dare una mano e sostenere i produttori sardi che ogni giorno mettono a frutto la propria passione con il loro lavoro, a volte anche faticoso, e che merita di raggiungere tutto il mondo. Il mercato del commercio sta cambiando in maniera radicale e le nostre imprese, diciamo che oggi trovano maggiori opportunità rispetto a prima, perché le piccole possono affacciarsi a un mercato gigantesco che è quello mondiale, e quindi avere un partner in Sardegna che è in grado di supportarle, di sostenerle, è un'attività direi assolutamente positiva. Una piattaforma legata al commercio elettronico presentata stamani alle aziende della Sardegna centrale dall'editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zunchedo e dal direttore Emanuele De Sì. Ma perché chi fa impresa dovrebbe credere in questo progetto? Che i numeri ormai sono più che sufficienti per giustificare l'interesse in questo progetto. Inoltre l'e-commerce valorizza l'autenticità dei prodotti, la qualità dei prodotti, e a maggior ragione un territorio che vive di autenticità trova un canale giusto per quel tipo di prodotti.